Oggi ci troviamo in Veneto, in provincia di Verona. Qui siamo in un posto meraviglioso chiamato Punta San Vigilio. Siamo vicini al paese di Garda, che si trova tra altre due belle mete turistiche che sono Torri del Benaco e Bardolino. Da qui parte la nostra camminata e adesso, costeggiando il lago di Garda, arriveremo al paese di Garda e da lì saliamo alla Rocca di Garda. Durante la camminata possiamo godere di meravigliosi scorci panoramici sul lago, su Garda e sulla Rocca. Eccoci arrivati al paese di Garda. Adesso entriamo in paese e poi saliamo alla Rocca. Arrivati in questo punto inizia la salita e la nostra prima meta è la Madonna del Pigna. Ci siamo alzati di pochi metri e già abbiamo una magnifica visuale sul lago. Siamo arrivati alla Madonna del Pigna. La Madonna del Pigna fu portata quassù nell'agosto del 1946 in ricordo e come segno di riconoscenza alla Madonna, in quanto il paese di Garda fu risparmiato dai bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale. E il panorama da qui è sempre magnifico.
dopo esserci rifocillati, proseguiamo il nostro cammino. When you're feeling low and thinking, where am I gonna go from here? And you look around, you're sinking, just look for me, I'll be right there. Arrivati a questo bivio andiamo all'eremo dei Camaldolesi. Ooh, for you. Ooh, you can count on me when times get hard. You don't have to be afraid. Siamo giunti in questo luogo di pace e di silenzio che è l'eremo di San Giorgio. Quest'eremo fu fondato nel 1663 e tutt'oggi è abitato da una comunità di monaci benedettini camaldolesi. Noi volevamo entrare a fare una breve visita, ma purtroppo oggi l'eremo l'abbiamo trovato chiuso. Lasciamo l'eremo di San Giorgio e ci dirigiamo verso la Rocca. Na, 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 you can count on me. I'll be right there. I'll pick you up. Ooh, I got you, buttercup. Only sunny days ahead. Only sunny days ahead. Only sunny days ahead. Only sunny days ahead. Only sunny days. Only sunny days. Only sunny days ahead. Only sunny days. Only sunny days. Siamo sulla Rocca in un punto panoramico pazzesco, lo potete vedere. Da qui una vista mozzafiato su Garda e Punta San Vigilio e ovviamente sul lago di Garda. In questo secondo punto panoramico invece vediamo Bardolino e la parte bassa del lago. Siamo scesi dalla Rocca e adesso facciamo ritorno al paese di Garda. Ora da Garda, percorrendo sempre il lungolago, facciamo ritorno a Punta San Vigilio. When you're feeling low and thinking, where am I gonna go from here? And you look around, you're sinking, just look for me, I'll be right there. Ooh, for you. Ooh, you can count on me when times get hard. You don't have to be afraid, I'll be right there. Ready to lift today. Siamo ritornati a Punta San Vigilio, dove qui concludiamo la camminata di oggi alla Rocca di Garda, dove abbiamo visto degli scorci panoramici da cartolina. Incantevole e rilassante la camminata che abbiamo fatto lungo lago. Il paese di Garda, anche quello molto bello, con i suoi vicoli e i suoi negozi, e la vista dalla Rocca è uno spettacolo. La camminata non presenta particolari difficoltà, però la salita alla Rocca è breve ma ripida. Vi suggeriamo che se volete visitare l'eremo di San Giorgio dovete informarvi prima sugli orari di apertura, perché altrimenti non vale la pena andare fino all'eremo, perché non si vede nulla. È opportuno fare questa passeggiata nelle mezze stagioni, sia per il clima che per la minore affluenza di turisti. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!